La Siria, che dire della Siria se non quanto mi è costato umanamente visitare la Siria durante il conflitto iniziato nel 2011. Per me è stato uno delle prime volte che mi sono ritrovato in un conflitto armato come fotografo e ho pensato che fosse giusto poter visitare e raccontare quel periodo, ovvero in particolare quello del 2012. È stata per me un'esperienza molto importante, umanamente fortissimo, perché mi sono ritrovato davanti allo strazio di una popolazione che in seguito a quelle che sono state definite le primavere arabe, come altre popolazioni chiedevano un cambio, la possibilità che il vecchio regime desse più libertà in realtà. E questo ovviamente non è avvenuto perché il regime ha da subito risposto con estrema violenza alle richieste legittime di una popolazione che voleva questa libertà. Sono stato in Siria nel 2012 in più riprese e fino a quando è stato possibile, perché da un certo periodo in poi per i giornalisti stranieri è stato estremamente difficoltoso, se non impossibile, tornarci a causa poi della presenza di gruppi estremisti che si sono infilati nel caos siriano. Ma mi è rimasto sicuramente il ricordo di una fierezza, di una dolcezza dell'accoglienza dei siriani, nonostante la drammaticità di quello che stavano vivendo. Per drammaticità stiamo parlando di un governo che per anni e tuttora ha colpito aree civili per cercare di stanare i ribelli, con un enorme, altissimo prezzo per la popolazione civile, probabilmente il più alto dopo i conflitti nei Balcani. Quello che è accaduto in Siria è gravissimo ed è stato gravissimo e lo è tuttora, perché la guerra in Siria in realtà non è finita. Continuo a pensare che il conflitto siriano sia uno dei grandi temi che poi sono collegati ad altri come l'immigrazione, quindi tantissime persone che sono state forzate a partire dalle loro case, nonostante parliamo appunto di comunità ben radicate sul territorio, persone culturalmente medio-alte, che però appunto in seguito a quello che è stato una delle catastrofi del nostro periodo hanno dovuto lasciare le proprie terre, hanno dovuto lasciare le proprie città piene di cultura e di storia che sono state praticamente rase al suolo per interi negli ultimi praticamente 10 anni, 12 anni. E ovviamente questa cosa è stata una delle prime esperienze sul territorio di guerra che sicuramente mi hanno fortemente formato.